Poliziotti di Schio hanno eseguito 3 misure interdittive ed indagato 7 persone ed una SPA di Posina per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. A Bibbione un incendio di vaste proporzioni ha completamente distrutto un magazzino edile di 1 migliaio di metri quadri. L'allarme è scattato all'alba, ancora sconosciute le cause. Imprenditore veneziano rapito durante un viaggio in Africa, vicenda dai contorni ancora non chiari. I fatti risalgono allo scorso novembre, ma emersi solo ora dagli atti della procura. Gli industriali padovani e trevigiani lanciano l'allarme. A gennaio le assenze dal lavoro legate al Covid sono state in media più del 50% rispetto al mese di dicembre. In attesa del ritorno dei turisti, molti hotel si sono riconvertiti, alcune stanze sono state destinate ai lavoratori smart working o le sale alle assemblee di condominio. Caro bollette in montagna, dove la spesa di riscaldamento è molto più elevata rispetto alla pianura, più che un salasso si preannuncia un dramma. I bellunesi chiedono interventi specifici al governo. Calcio dilettanti, le nuove regole per il rientro in campo dopo il 30 gennaio, Super Green Pass per i giocatori over 12, sufficiente il tampone invece per staff e allenatori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'operazione della Guardia di Finanza di Schio, siamo in provincia di Vicenza, che ha coinvolto una SPA di Posina. Lavoravano con turni massacranti di 15 ore senza pause, senza riposi settimanali, con gran parte degli stipendi in nero, il tutto sotto la costante minaccia di licenziamento. Si tratta di alcuni dipendenti di nazionalità moldava, formalmente inquadrati all'interno di una cooperativa e di una SRL con sedi in Lombardia, ma di fatto impiegati all'interno di una società di Posina, che si sono rivolti alle fiamme gialle di Schio esponendo quello che accadeva. Con la complicità di un caporale moldavo, stando alle ricostruzioni della finanza, sarebbero stati arruolati con nazionali in patria, con falsi documenti di identità per consentire l'ingresso illegale sul territorio nazionale. Accertato anche l'impiego di un minorenne per il quale erano stati inseriti dati falsi nella richiesta del codice fiscale al fine di farlo figurare e assumerlo come maggiorenne, una modalità di sfruttamento messa in atto dal caporale di cui i vertici aziendali sarebbero stati consapevoli, come ricostruito dalle indagini dei finanzieri. Sulla base di questi elementi sono state emesse nei confronti di 3 dirigenti della SPA misure cautelari interdittive. 7 le persone indagate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato, violenza sessuale, favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, utilizzo di manodopera clandestina, possesso e fabbricazione di documenti falsi e falsità materiale. Andiamo adesso in provincia di Venezia, a Bibbione, dove un incendio di vaste proporzioni ha completamente distrutto un magazzino edile di 1 migliaio di metri quadri. L'allarme è scattato all'alba. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano già diffuse in tutta la struttura. A Bibbione le prime luci della mattina illuminano i resti ancora fumanti di quello che fino a poche ore prima era un magazzino edile di ferramenta di 1 migliaio di metri quadri, ora distrutto in poche ore dalla furia delle fiamme. Qua e là, all'interno della struttura, sopravvive ancora qualche focolaio che sarà spento attorno a mezzogiorno al termine di parecchie ore di intenso lavoro dei vigili del fuoco. In Via del Sole l'allarme è scattato alle 5:30 del mattino. All'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio aveva già raggiunto ampie dimensioni. Per domarlo sono dovute intervenire diverse squadre di pompieri arrivate da Portogruaro, Lignano, Latisana, Udine, Mestre e Pordenone, con 4 autopompe, 3 autobotti di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico. In totale 26 operatori coordinati dal funzionario di guardia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingentissimi. Tutto ciò che si trovava all'interno del capannone e gran parte dell'esterno è andato completamente distrutto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, il sindaco di San Michele al Tagliamento e il personale dell'ARPAV. Le cause dell'incendio sono ora in corso d'accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Era scomparsa ieri notte in un bosco sul Monte Rua, sui Colli Euganei. I parenti e paesani hanno temuto il peggio per una 82enne di Este, ritrovata viva e in buone condizioni di salute.
In stato confusionale, in buone condizioni di salute, a parte una sospetta slogatura a una caviglia. È stata trovata così poco dopo l'ora di pranzo da un agricoltore in via Monterua a Galzignano, la 82enne Maria Antonietta Avanzi. La donna, residente a Este, verso le 23 di martedì sera, a bordo della sua auto ha percorso quasi tutta la strada che porta all'eremo camaldolese del Monterua. Una strada senza illuminazione. Nei pressi dell'ultima rampa verso il luogo di clausura, anziché girare a destra, ha svoltato a sinistra, imboccando, sempre in auto, un sentiero in discesa con il fondo fatto anche di massi che hanno bloccato, per fortuna, l'andatura della macchina. Solo allora l'anziana deve avere realizzato di avere perso la strada e ha chiamato i carabinieri, ma senza riuscire a fornire la sua posizione. Sono iniziate le ricerche in piena notte della malcapitata, anche con l'elicottero dei vigili del fuoco, complicate dal fatto che a un certo punto la signora ha abbandonato l'auto sul posto, insieme anche al cellulare, alla borsa e al suo cane. Non era perciò più raggiungibile. Si è incamminata al buio e al gelo, coperta per sua fortuna da una pelliccia. L'hanno cercata per tutta la notte e tutta la mattina, fino a poco dopo l'ora di pranzo, nei dintorni della sua automobile, fino al ritrovamento. Sul posto, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, carabinieri, volontari cinofili, soccorso alpino. Una ciclista veronese di 70 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nella zona di San Michele Extra, al confine con San Martino Buonalbergo. Siamo in provincia di Verona. L'uomo, residente a Montolio, si è scontrato con un camion. È morto praticamente sul colpo. Ora spetterà al nucleo infortunistica della polizia locale Scaligera ricostruire la dinamica dell'incidente. Ci spostiamo adesso a Fossò, in provincia di Venezia, per il rapimento in Africa di un imprenditore, vicenda dai contorni non ancora ben definiti. La notizia risale allo scorso fine novembre, ma è emersa solamente in queste ore dagli atti della procura. Campagna festa oggi a Fossò, 7.000 anime lungo la riviera del Brenta, riunite dalla centrale chiesa parrocchiale con forno e municipio a pochi metri di distanza. Al centro una vicenda a metà tra la cronaca nera e la trama romanzata di un amore impossibile. Cosa vuoi che dica? Non lo so, sì, lo conosciamo di vista, ma che sappia di preciso non lo so la storia del signor Formenton. Lieto fine per Claudio Formenton, 67 anni, noto e stimato marito, padre e nonno, nonché imprenditore di successo del paese. Beh, c'è solo lui che lavora sul marmo, là, solo questo so, insomma. L'imprenditore, con un impegno costante per il sociale, a fine novembre scorso aveva detto a familiari e amici di partire per una missione umanitaria in Costa d'Avorio. Ma una volta giunto sul posto, di lui per un paio di giorni si perdono letteralmente le tracce. Ho sentito parlare, ma non so. Immediata la denuncia di scomparsa della moglie ai carabinieri di Venezia, ma soltanto dopo aver ricevuto una strana telefonata. Una voce sconosciuta le dice che se vuole rivedere il marito deve pagare il suo riscatto. È da qui che parte l'attività di intelligence. Mobilitato il nostro Ministero degli Esteri con la Farnesina, indagano le forze speciali dei ROS di Roma, in combinata con la polizia della Costa d'Avorio. Formenton è stato effettivamente rapito. Nell'arco di appena 2 o 3 giorni riescono a trovare e raggiungere l'imprenditore agganciando la cella telefonica del suo cellulare e lo trovano in una capanna in mezzo a una foresta dove era sorvegliato a vista da 3 uomini. Quindi rientra a casa, ma la storia continua perché dalle indagini condotte in procura a Roma, dove è stato aperto un altro fascicolo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma coordinata dal PM Capitolino Erminio Amelio, l'imprenditore di Fossò sarebbe andato in Africa per prestare aiuto ad una ragazza ventenne conosciuta via social e vista, sembra, soltanto in foto. Versione che però non trova conferma né nella famiglia di Formenton né nel suo legale Stefano Marrone né da parte del primo cittadino, tutti blindati in questo comunicato in cui per il tramite del legale dice di aver riferito alle autorità le circostanze del suo rapimento e chiede di rispettare la sua privacy e stop.
Volviamo pagina, arriviamo all'economia con gli industriali padovani e trevigiani che lanciano l'allarme. A gennaio le assenze dal lavoro a causa Covid sono state in media più del 50% rispetto al mese di dicembre. I lavoratori sono tornati nelle aziende dopo la pausa natalizia, non tutti però. Secondo una prima indagine di Assindustria Veneto Centro, nelle aziende di Padova e Treviso si è registrato un tasso di 9,4% di assenze dai posti di lavoro. Per contagio o quarantena risulta che un'azienda su 10 sia senza il 20% del personale. Il dato emerge da un'indagine rapida condotta dagli industriali l'11 e 12 gennaio su un campione di 628 imprese associate delle due province, per un totale di oltre 53.000 dipendenti. La prossima entrata in vigore del Super Green Pass e l'impennata dei contagi spingono il 75,8% degli imprenditori a dichiararsi d'accordo con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato e pubblico. Per il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, questa ripresa forte della pandemia è certamente un fattore di incertezza che si aggiunge agli altri ancora più impattanti e causa di tensioni per le imprese, come i prezzi alle stelle dell'energia e la carenza di materie prime. Dobbiamo evitare che la nuova ondata pandemica rischi di compromettere la ripresa economica e sociale, conclude. Dopo la Confartigianato Marca Trevigiana, anche la CGIL di Treviso chiede al governo che venga rifinanziato il fondo INPS che equipara la quarantena fiduciaria, quella da contatto con un positivo, alla malattia. Non è questa la strada per convincere le persone a vaccinarsi, avverte il segretario generale del sindacato trevigiano. Noi chiediamo che intanto venga rifinanziato, perché il rischio è quello che si ritrovi con qualcuno che va al lavoro pur dovendo rimanere in quarantena fiduciaria. Anche la CGIL Treviso si unisce all'appello lanciato dalla Confartigianato Marca Trevigiana al governo perché rifinanzi il fondo INPS che equipara la quarantena fiduciaria, quella che scatta in caso di contatto con un positivo alla malattia. Da 1 gennaio infatti i lavoratori che si trovano in questa situazione sono costretti a ricorrere a permessi o ferie per non vedersi decurtare lo stipendio. Se si vuole continuare in maniera surrettizia ad obbligare la gente a vaccinarsi, è bene che lo si dica una volta per tutte, noi lo diciamo da tempo, che il vaccino deve essere un obbligo a prescindere dall'età anagrafica, ma per tutti i cittadini. Già lo scorso autunno si era presentata una situazione simile, con il governo che, spinto dalle pressioni dei sindacati e delle associazioni di categoria, aveva rifinanziato il fondo intervenendo retroattivamente. Ma rispetto a quei mesi lo scenario, spiega il direttore dell'INPS regionale Pone, è cambiato, in primis per la campagna vaccinale che ha subito una forte accelerazione. Il primo tema è che le quarantene per quanto riguarda i soggetti vaccinati o guariti sono ormai ridotte sostanzialmente al minimo. Dall'altro lato c'è sempre la possibilità per il datore di lavoro di inserire il dipendente in smart working e quindi questo è un ulteriore elemento che va a ridurre le platee potenzialmente interessate dalla copertura di un periodo svolto in quarantena. Quindi parliamo sostanzialmente dei non vaccinati e dei non vaccinati che non possono essere posti in smart working. Il governo dunque potrebbe avere con questo mancato rifinanziamento fissato un obiettivo. La scelta del governo di non finanziare la misura è anche una scelta nel senso di non intervenire mettendo risorse pubbliche per il finanziamento di una misura, appunto la quarantena, laddove questa sarebbe potuta essere evitata attraverso una scelta di vaccinazione operata da parte del lavoratore. Intanto anche la CNA del Veneto si unisce alla richiesta di rifinanziare la malattia per le quarantene e parallelamente chiede di prorogare per i primi mesi del 2022 gli ammortizzatori sociali con causale Covid fino alla conclusione dello stato di emergenza. Intanto ci sono realtà che si reinventano, è il caso degli hotel che in attesa del ritorno dei turisti, alcuni hotel dedicano parte delle loro stanze a quei lavoratori in smart working.
Ci sono addirittura anche alcuni alberghi che stanno utilizzando le loro stanze per gli uffici, per lo smart working, per realizzare occasioni di incontro per i lavoratori. La necessità di rispondere alle nuove esigenze che la pandemia ha portato alla luce reinventandosi. È così che anche le attività si riconvertono, come nel caso delle strutture alberghiere. Hanno messo a disposizione le loro stanze per fare dei piccoli uffici, per poter realizzare incontri di lavoro, perché da casa a volte è complicato lavorare. Ci sono anche alberghi che hanno trovato un forte incremento di uso sale per le riunioni di condominio. Questa è un'altra particolarità. Ci sono stati in questo periodo innumerevoli riunioni di condominio per poter accedere o scegliere di accedere al bonus del 110%. Ma è l'attuale situazione che spinge in generale a ripensare un modello economico che dà comunque confortanti segnali di ripresa. Succede nel terziario, che nel terzo trimestre del 2021 nella Marca trevigiana vede importanti segni positivi, portando Treviso al quarto posto tra le province del Veneto per numerosità imprenditoriale. Sono i dati del rapporto di Ebicom, ente bilaterale del terziario, che evidenzia anche una crescita della voglia di fare impresa, con 142 figure in più registrate nel secondo trimestre, a cui si aggiungono le 387 del periodo precedente. Significativo anche l'incremento degli imprenditori under 30, più 3,7%, pari a 97 nuove unità. Questa è una tendenza nuova che stiamo misurando da qualche tempo e è una tendenza che va assolutamente considerata. Il tasso di imprenditorialità giovanile in tutta Italia, ma anche nel nostro territorio, era da anni in costante calo. Oggi notiamo che c'è una crescita che è persistente e va assolutamente sostenuta. Nuovi imprenditori che vanno accompagnati e sostenuti nel loro impegno, ma parallelamente è necessario un percorso di riqualificazione per gli over 50 che invece escono dal mercato del lavoro. In questo senso dobbiamo essere in grado, noi in particolare come ente bilaterale, di offrire strumenti per la riqualificazione e la ricollocazione di queste persone. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare del caro bollette in montagna, che già di per sé per il riscaldamento sostiene spese molto più elevate. Ora questo caro bollette si preannuncia un vero e proprio dramma. I bellunesi allora chiedono interventi specifici al governo per le terre alte. E a proposito, basti dire che oggi in Comelico si registravano meno 14 gradi. È un bel problema, perché dobbiamo anche scaldarci. Quindi penso che dovrebbero abbassare un pochino, soprattutto per noi. Sono io che attendo anch'io quella del metano e quella dell'energia elettrica. Ma un bel guaio sarà, hanno stanziato dei miliardi, vedremo cosa riusciremo ad ottenere. I camini che fumano incessantemente, riscaldamenti al massimo, sullo sfondo le temperature del periodo quando mancano più di 2 settimane ai giorni della merla. In Comelico meno 14 in mattinata. Il cielo sereno se da un lato rende magico il paesaggio dolomitico, dall'altro fa battere i denti. Chiaro che da queste parti dove le spese di riscaldamento sono il doppio o il triplo rispetto alla pianura, il caro bolletta più che un salasso è un dramma. Io ho un'azienda che vanno a incidere parecchio. Andranno a incidere parecchio con dei risultati sicuramente negativi per quanto riguarda proprio l'apertura e la chiusura dei locali. Accanto alle categorie economiche sono le stesse famiglie bellunesi a chiedere interventi specifici per chi vive in montagna. Devono risolverla Draghi e i ministri, noi non possiamo fare assolutamente nulla perché abbiamo organizzato male la fornitura di energia in tutti i sensi, perché noi siamo ancora allacciati a vecchi schemi. Sono fortunati quelli che hanno le fonti naturali. Pazzesco, soprattutto per noi che questa è una zona che abbiamo il Piave, no? Che è il più sfruttato fiume d'Europa e noi che subiamo questa faccenda proprio ecologica, diciamo, e dobbiamo pagare di più degli altri la bolletta. Una nazione dove l'energia costa troppo è destinata a fallire.
C'è sempre là che guardi la bolletta e guardi la buchetta degli litri, no? Oddio, quasi che neanche oggi non è arrivata, sono salva, ma se no mi viene su delle angosce. Oltretutto sono io mettermi a posto i denti, quindi pardelana, barca e skate, oh, Madonna, che brutte robe. Voltiamo pagina, siamo allo sport, le nuove regole per il calcio dilettantistico in attesa della ripresa dei campionati. Calcio dilettantistico fermo, ma l'incertezza che ha contraddistinto i primi giorni di stop va via via diradandosi. Chiare sono le regole e le nuove normative previste nel protocollo FIGC e in quello della Federazione dei Medici Sportivi. Partiamo col ribadire che per tornare a giocare servirà il Green Pass rafforzato per tutti i calciatori over 12. La novità, rispetto alle prime indiscrezioni, riguarda allenatori e staff. Per loro basta il tampone. È previsto un distinguo tra gli over 50 e gli under 50. Sotto i 50 anni Green Pass base con tampone. Per chi ha più di 50 anni Green Pass rafforzato. Il comitato regionale ha strappato un importante successo con il Return to Play. Appena sarà recepito dalla FIGC, il nuovo protocollo medico prevede il rientro in campo di un giocatore guarito da Covid, se contagiato lieve o asintomatico, dopo soli 7 giorni previa visita medica. Pitton ribadisce anche l'assoluta volontà di riprendere la stagione regolare a partire dal 30 gennaio. La ripartenza è prevista per il 30 gennaio. Perché anche vogliamo dare un messaggio di speranza a tutto il mondo dilettantistico, ma la nostra è veramente una voglia di ripartire, perché il calcio manca a noi ma manca a tante altre persone, quindi l'augurio è quello di ripartire in modo uniforme in tutte le categorie. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al meteo. L'alta pressione consolida la sua presenza sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio le previsioni sono decisamente buone. Vediamo il dettaglio di giovedì 13 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno, possibile qualche nebbia nelle prime ore sulla pianura meridionale, precipitazioni assenti. Venti in pianura fino al mattino, bora moderata, a tratti tesa sulla costa. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione e rotazione dei venti da ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero dappertutto, massime tra 4 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso non cambia lo scenario, ampio soleggiamento ovunque e cielo limpido. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento. Sarà una giornata con cielo anche qui terso e limpido. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.